Bene, allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Diciamo che al di là del titolo altisonante, il contenuto dell'intervento è, diciamo, sugli aspetti applicativi della gestione del prossimo PSR. Con diciamo, una piccola finestra sulla chiusura del PSR 2007-2013. L'assessore nella introduzione vi ha ricordato che diciamo, al 31 di luglio per livello di spesa il Veneto è il secondo programma a livello nazionale dopo la provincia di Bolzano. Questi sono i numeri delle domande presentate. Siamo in fase di chiusura, il livello della spesa è al 97%. Diciamo che da questa situazione, parlavo prima con Pasquale Compagnin, non so dov'è, deriva anche diciamo, qualche piccolo sfrido. Nel senso che abbiamo l'opportunità con i bandi dello scorso anno di dare una continuità all'azione diciamo, amministrativa di sostegno alle imprese, ma diciamo, per passare al pagamento sul nuovo PSR occorre spegnere tecnicamente la misura sul vecchio, e questo è il motivo per cui qualche misura 121 in questo momento mi risulta che da Avepa sia in stand-by, resterà ancora per qualche giorno in stand-by finché non faremo il decreto per, diciamo, per stabilire il cut-off sulle diverse misure in relazione diciamo, alla riformulazione finale del piano di spesa 2007-2013. Quindi questo era come prima avvertenza rispetto ai meccanismi applicativi. Passiamo al PSR 2014-2020. Abbiamo diciamo, un insieme di soggetti coinvolti, pubblica amministrazione, privati, rappresentanze, eccetera, di diversi livelli, comunitario, nazionale, regionale, con funzioni diverse di amministrazione, di gestione, di controllo. Tutti si rapportano in questo grande mondo che va sotto il nome di PSR. Molti soggetti possono attivare teoricamente una quantità, se n sono i soggetti, n-1 fattoriale numero di relazioni tra di loro. Ovviamente queste relazioni vanno governate, disciplinate con delle regole, questo è il senso poi della governance. Tutto questo pistolotto per dirvi che le regole poi di rapporto e le responsabilità relative tra i diversi soggetti che partecipano alla gestione sono definite oltre che dai regolamenti e il capitolo 15 modalità di attuazione del PSR approvato. Gli attori sostanzialmente sono gli stessi della precedente programmazione. La Regione del Veneto, probabilmente unica nel panorama italiano, si è dato un modello organizzativo improntato alla specializzazione delle funzioni, con la Regione e l'autorità di gestione che hanno una responsabilità decisa sull'aspetto programmatorio. Tutta la gestione dei procedimenti amministrativi è in capo all'Avepa, la quale Avepa diciamo, si rivolge con i propri sistemi ai richiedenti, nel momento in cui la domanda viene approvata diventano beneficiari, ovvero ai loro soggetti delegati o ai soggetti mandatari che sono i centri di assistenza agricola. Nel PSR abbiamo anche un'altra categoria di soggetti, i partenariati pubblico-privati, in particolare i GAL. Questo è diciamo, il quadro degli attori con cui ci confronteremo anche nella prossima programmazione. Probabilmente per qualcuno di questi funzioni e ruoli saranno destinati a cambiare in relazione diciamo, all'evoluzione normativa che sta intervenendo a livello comunitario e in particolare a livello nazionale. Per quanto riguarda la Regione in senso allargato, quindi l'ente che ha primariamente la responsabilità della programmazione e della gestione, abbiamo come sempre la Regione come autorità di gestione responsabile della programmazione, monitoraggio e valutazione,
e AVEPA, che svolge le funzioni di organismo pagatore e le funzioni di gestione dei procedimenti amministrativi. Il tutto è mediato dal sistema informativo del PSR. Qui abbiamo una prima novità. Noi per molti anni abbiamo ragionato in un'ottica di PSR, a partire dal livello comunitario a quello nazionale a quello regionale, interviene l'esigenza di raccordarsi con gli altri fondi strutturali. Per questo già diciamo, dalla fine del 2013 a livello regionale è partita l'esperienza della programmazione regionale unitaria, e uno dei prodotti della programmazione regionale unitaria, a parte diciamo, la risoluzione dei conflitti relativi alla compatibilità e coerenza, è quello di pervenire a un sistema informativo di gestione unificato a livello regionale per tutti e quattro, anzi, i fondi, compreso il fondo di coesione. Allora, questo è uno degli obiettivi della Regione, una gestione omogenea e integrata dei diversi fondi strutturali. Ovviamente il tutto va visto in una chiave diciamo di riuso per quanto possibile dei sistemi esistenti. Il sistema di gestione esistente, diciamo, più completo e più rispondente alle esigenze è quello attualmente in uso per il programma di sviluppo rurale, per cui diciamo, quello costituirà l'architrave del sistema informativo unificato regionale. Gli elementi sostanzialmente componenti sono quelli che vedete: l'anagrafe unica dei beneficiari, il sistema unico, l'interazione digitale, quindi a partire fino dal beneficiario, firma digitale, eccetera, la standardizzazione per quanto possibile dei processi. Avendo intrapreso questa diciamo, scelta, ci mette non poca ansia qualche intervento che sta venendo dal livello nazionale, dove qualcuno sta proponendo un sistema unico nazionale per la gestione del PSR, dei PSR delle singole regioni. Quindi il Ministro nell'ultima riunione del 15 di luglio ha proposto agli assessori regionali la creazione di un sistema unificato di gestione che sta sul SIAN, realizzato con i fondi della rete rurale nazionale e personalizzato dalle regioni con i fondi della propria assistenza tecnica. Ecco, noi questa è un'ipotesi che non siamo nemmeno disponibili a prendere in considerazione, lo dico con tutta la gentilezza di cui posso essere capace in questo momento, però la sostanza non cambia. Questo è al momento attuale. Qual è il vantaggio del sistema integrato regionale unificato? Il vantaggio è che molto spesso chi si rapporta con il PSR ha l'occasione di rapportarsi anche con gli altri fondi, ad esempio il Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda la formazione. Molto spesso gli organismi di formazione si rapportano con entrambi i fondi, lo stesso dicasi diciamo, per l'agroalimentare, che spesso si rapporta col PSR ma anche con il Fondo di Sviluppo Regionale. Il vantaggio è che si comincerà a ragionare in un'ottica unitaria con un'interfaccia sostanzialmente unica per tutti i beneficiari. Quelle che vedete qui rappresentati sono i diversi moduli di gestione del PSR, sono in fase diciamo, di aggiustamento in relazione alle novità che sono state introdotte nelle diverse misure, e diciamo, il lavoro sta proseguendo nella prospettiva diciamo, di aprire i termini. Un lavoro è già stato fatto in primavera rispetto alle misure agroambientali che sono uscite già con i riferimenti al nuovo programma. Come Regione ci siamo preoccupati anche di dare diciamo, delle linee evolutive, una delibera di dicembre del 2014 del sistema di gestione. È una delibera che declina in larga massima quelli che sono gli obiettivi diciamo, per il sistema di gestione del PSR 2014-2020. Gli obiettivi ovviamente sono, l'obiettivo generale è quello della semplificazione, che si declina in diversi aspetti: riduzione dei tempi di risposta, la riduzione diciamo, degli oneri informativi
e degli adempimenti meramente burocratici a carico del beneficiario, cercare di limitare le strozzature, i colli di bottiglia del sistema che si verificano in certi momenti particolarmente critici, come sono ad esempio le scadenze del 15 di maggio per le misure a superficie o diciamo, le scadenze di presentazione della documentazione e di conclusione delle istruttorie per le altre misure, la semplificazione in generale, e in quest'ottica la delibera prevede anche la valorizzazione del rapporto di sussidiarietà dei CA nei confronti dei beneficiari. Su questo poi ho fatto un ragionamento distinto perché c'è un'ulteriore evoluzione in ambito nazionale. E diciamo, per rispondere prima alla domanda che poneva il collega, il dottor Zanini, gli indirizzi e gli orientamenti per conseguire questi obiettivi diciamo, sono contenuti sempre nella delibera e in questi termini. 1. Programmazione pluriennale dei bandi per la presentazione della domanda. Allora, questo che noi avevamo messo lì a dicembre come obiettivo diventerà un imperativo per 2 motivi. 1. La Commissione ce l'ha chiesto al primo comitato di sorveglianza del 23 giugno, ci ha fatto presente e ha fatto verbalizzare che ritiene necessaria per trasparenza e per diciamo, adempimento di informazione ai potenziali beneficiari prevedere una calendarizzazione pluriennale dei bandi. Dal versante nostro interno invece questo diventa un imperativo nel momento in cui ci dobbiamo confrontare con il nuovo sistema contabile. Dal 1° di gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo 118 del 2011, i suoi meccanismi, compreso diciamo, il principio di pareggio di bilancio che sostituisce per noi il patto di stabilità, per cui dobbiamo confrontarci con la corretta scansione dei pagamenti collimante con le previsioni pluriennali del bilancio regionale. Questo ovviamente non si può fare se non si programmano in un'ottica pluriennale i bandi e le relative scadenze di pagamento conseguenti. Poi gli altri elementi costitutivi sono diciamo, la semplificazione dei requisiti e delle procedure di accesso agli interventi. Questa è una cosa che ci viene chiesta fin dalla definizione dei criteri di selezione. Per andare in comitato di sorveglianza ci è stato chiesto di fare tutto un lavoro di verifica con Avepa della controllabilità di questi criteri. La verifica di controllabilità è stata fatta in particolare per le misure già nella fase di definizione, ma in particolare anche per i criteri di selezione che spesso sono quelli che poi vanno a impattare sui documenti da presentare e da valutare. La semplificazione dei bandi in termini generali, l'automazione e l'anticipazione dei controlli amministrativi rispetto alla fase della presentazione delle domande e l'utilizzo di banche dati certificate, cioè occorre fare in modo che la domanda quando viene presentata abbia già in sé tutta una serie di controlli preordinati e preeseguiti in maniera che poi passi tranquillamente la fase istruttoria. Gli altri elementi fondamentali sono la dematerializzazione, quindi l'eliminazione per quanto possibile della carta e la comunicazione delle informazioni inerenti alla gestione dei bandi e delle domande, prevedendo canali informativi adeguati al raggiungimento di tutti i potenziali interessati. Questo ovviamente comporterà evidentemente un miglioramento della trasparenza e favorirà una maggiore partecipazione dei soggetti interessati. Ecco. Dicevo prima, come elemento del sistema gestionale c'è una diciamo, evoluzione che può riguardare i centri autorizzati di assistenza agricola. Allora, il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, semplificazione della gestione della PAC, che va diciamo, sotto il nome Agricoltura 2.0, lascia intuire diciamo, l'evoluzione del sistema gestionale in un certo senso che va sull'anagrafe unica, sul fascicolo elettronico diciamo, controllato. Lascia intuire anche qualcosa che ci piace molto poco di un sistema informatizzato unitario, contro il quale ovviamente
abbiamo molte perplessità, perché spesso quando si unifica l'allineamento non è verso il migliore, ma è sempre verso il sistema più basso, e quindi questo ci preoccupa abbastanza. C'è poi l'articolo 1 ter del decreto legge 91, che ha, diciamo, istituito un sistema nazionale di consulenza, che prevede, diciamo, l'emanazione di un decreto ministeriale per definire i criteri e i requisiti per lo svolgimento e per l'implementazione di questo sistema nazionale della consulenza, e la bozza che abbiamo visto prevede poi che ci siano anche, rispetto a ambiti, soggetti, tutele, eccetera, anche delle disposizioni regionali successive per la attuazione di questa normativa. Allora, c'è un discorso particolare che impatta sui CA, ma poi in realtà su tutti i soggetti che parteciperanno al sistema della consulenza. Questo è un ragionamento che vale per tutti. Il decreto legge 91 prevede che vi sia una incompatibilità tra funzioni di controllo sulla erogazione dei finanziamenti, tra le altre, e diciamo, lo svolgimento dell'attività di consulenza, non tanto sullo svolgimento dell'attività in concreto, ma sull'organismo che esercita la consulenza. Ora in ambito nazionale si sta ragionando su qual è la partizione delle attività, no? Se il sistema evolve verso la presentazione, diciamo la dematerializzazione, la firma elettronica, la presentazione individuale, e il CA opera solo diciamo, tenuta del fascicolo per conto dell'amministrazione, verrebbe meno la funzione di controllo che diciamo, precluderebbe lo svolgimento della consulenza. Vi ricordo che la consulenza ha diciamo, un ventaglio di ambiti di intervento molto ampio e, diciamo, secondo me può essere uno degli elementi qualificanti della strategia addirittura del nuovo PSR. Allora, questo, diciamo, se noi consideriamo che il fascicolo non sia uno strumento di controllo e la gestione del fascicolo non sia una fase di controllo, i CA sarebbero autorizzati. Diversamente non sarebbero autorizzati a fare la consulenza. Questo, diciamo, uno o l'altro impatta fortemente sul sistema di gestione che dobbiamo mettere assieme alla VEPA, dobbiamo mettere in piedi in particolare per alcune tipologie di domande. Sempre rispetto alla fase applicativa, ricordo che il regolamento di base prevede che venga costituito un comitato di sorveglianza, il quale entro 4 mesi dall'approvazione del PSR deve approvare i criteri di selezione di tutte le misure. Allora, noi il comitato di sorveglianza l'abbiamo costituito ancora il 21 aprile, in previsione dell'approvazione il 26 di maggio del programma, a oggi il nuovo comitato di sorveglianza si è già riunito 2 volte, il 23 di giugno e il 23 di luglio. Il comitato di sorveglianza ha delle funzioni fondamentali, può essere interpellato dall'autorità di gestione per tutte, diciamo, le fasi salienti del programma di sviluppo rurale, ma 2 sono gli adempimenti obbligatori. Il primo è quello di essere sentito sui criteri di selezione, quello è un obbligo, c'è l'obbligo di sentire il comitato di sorveglianza. Il secondo è un obbligo ancora più cogente ed è quello che il comitato di sorveglianza è chiamato ad approvare, in questo caso, i rapporti di esecuzione annuale del PSR, quindi c'è, diciamo, una partecipazione molto attiva del comitato di sorveglianza nella fase della gestione del programma. L'operazione che abbiamo tentato di fare è stata, nella sua identificazione e composizione, di dare una continuità al tavolo di partenariato che voi rappresentate, quindi alle 90 sigle, per trasferire la relativa rappresentanza anche al tavolo di partenariato, al comitato di sorveglianza. Il comitato di sorveglianza
per quello che deve fare deve essere, diciamo, un organismo abbastanza snello e, diciamo, le fasi di consultazione intermedie devono essere per forza delegate ai singoli componenti. Allora, ovviamente per le sue funzioni deve obbligatoriamente prevedere la partecipazione di tutti i componenti dell'amministrazione che sono implicati nelle diverse attività, e quindi abbiamo l'autorità di gestione con le relative sezioni, un rappresentante dei GAL, le autorità di gestione degli altri fondi comunitari per gli aspetti relativi a compatibilità e coerenza, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la VEPA, il Ministero dell'Economia e Finanze, l'autorità ambientale, anche per i ragionamenti che si facevano prima su VAS, Vinca, VIA, un rappresentante della Commissione Pari Opportunità, 8 rappresentanti delle parti economiche e sociali, 3 rappresentanti delle autonomie locali. Per quanto riguarda, diciamo, la designazione degli 8 rappresentanti delle parti economiche e sociali, come dicevo prima, l'obiettivo è stato quello di dare una rappresentatività che avesse corrispondenza al tavolo di partenariato allargato, per cui è stato chiesto un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, uno della cooperazione, uno delle imprese industriali artigiane, uno delle associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di rappresentanza del terzo settore, gli ordini e i collegi professionali. È stato chiesto a queste categorie, già individuate, cioè quindi a quelle rappresentate nel partenariato, di fare lo sforzo di mettersi d'accordo per designare ciascuno di questi un proprio portavoce, il quale interviene, e questo sarà un compito mio, interviene non a nome della propria rappresentanza, ma in nome della categoria che rappresenta. Ecco, questo è, diciamo, un aspetto fondamentale che non va mai dimenticato per le funzioni che è chiamato a svolgere il comitato di sorveglianza. Poi vabbè, ci sono gli enti locali e per quanto riguarda i GAL, attualmente sono rappresentati da un rappresentante dei GAL del periodo 2007-2013, non appena saranno costituiti i nuovi GAL, provvederanno a nominare un nuovo rappresentante per i nuovi GAL. A questo proposito ricordo che martedì scorso è andata in giunta la proposta di delibera per il Consiglio regionale per l'avvio della procedura di selezione dei gruppi di azione locale. Venendo a quello che è già stato applicato, vi ricordo che lo scorso anno, 2014, grazie al fatto che in bilancio era posto già il cofinanziamento, abbiamo aperto i bandi avvalendoci della possibilità offerta dal regolamento cosiddetto transitorio 1310 del 2013. Abbiamo aperto il bando per alcune misure che possono essere trasferite alla nuova programmazione, in particolare sulle 121 con 54 milioni, sulle misure che accompagnavano il pacchetto giovani per 21 milioni e la 123 per 42 milioni. Alcune delle misure che erano originariamente aperte sempre sul 1310 sono state invece scaricate sulla vecchia programmazione per consentire quell'overbooking che poi ci garantirà, diciamo, di conseguire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, e in particolare la 112 e la 133. A marzo siamo usciti con i bandi, come si ricordava prima, per le misure a superficie, quindi agroambiente, biologico e indennità compensativa. L'importo messo a bando era di 144 milioni. Sono state presentate 12.000 nuove domande, 900 in più le vedete solo sulla indennità compensativa in rapporto alle novità che ora sono ammissibili anche le superfici non collegate all'attività zootecnica. E poi vedete c'è un grande successo per la 10.1.3 e per la 10.1.4. Non so neanche io se dirvi quant'è l'importo totale richiesto, anche perché è ancora oggetto di valutazione, comunque supera di molto l'importo messo
messo a bando. Quindi questo è già un primo segnale, diciamo, buono, ed è un motivo per cui probabilmente il dottor Contarin dovrà già calendarizzare la prima modifica finanziaria al nuovo programma già dal prossimo anno. Parallelamente sono state presentate anche 1700 domande di conferma e 2143 sono state le rinunce al bando, alle misure in corso vecchie, approfittando, diciamo, dell'opzione che era prevista dal regolamento di passare al sistema nuovo. Quindi se quelle nuove sono 12.000, facciamo la tara alle altre 2.100, abbiamo sostanzialmente 10.000 domande nuove sulla superficie. Veniamo un po', diciamo, agli aspetti più preoccupanti. Allora, questo è il piano finanziario approvato con la decisione del 26 di maggio. Per effetto del ritardo con cui sono stati approvati a livello comunitario i singoli programmi di sviluppo rurale, per tutti quelli che sono stati approvati da dopo febbraio in avanti, dopo, diciamo, l'approvazione del carry-over, la Commissione ha trasferito le risorse che dovevano essere impegnate nel 2014 sulle prime due annate successive, quindi 2015-2016, che vuol dire che come Regione noi dovremmo assicurare 43 milioni quest'anno di cofinanziamento, 43 milioni nel 2016 e poi 28 milioni e 9 per tutti gli anni successivi fino al 2020. Allora qui abbiamo un primo problema. Fortunatamente recuperiamo i 20 milioni che erano in bilancio l'anno scorso, li aggiungiamo ai 20 milioni che ci sono quest'anno e arriviamo a 40, saremo già sotto di 3. L'anno prossimo e nel 2017 il bilancio pluriennale, perché è triennale la proiezione sul bilancio regionale, già questo è un problema rispetto allo sviluppo complessivo, reca ulteriori 20 e 20 milioni, che vuol dire che al 2017 noi avremo una dotazione teorica di 80 milioni a fronte di una scansione, a una progressione finanziaria del piano approvato dall'Unione Europea di 135, quindi no, di 115, scusate, saremo sotto di 35 milioni nel 2017. Quindi è chiaro che in una situazione di questo genere, se non intervengono significative novità in sede di approvazione del bilancio 2016 e 2017, dovremmo usare, anzi useremo ogni cautela per non incorrere, diciamo, in problemi personali e della struttura dal punto di vista della responsabilità amministrativa e finanziaria. Lo dico perché allora, lo sforzo che stiamo facendo in questo momento ci piacerebbe programmare correttamente la scansione dei bandi per fare in modo che ogni agricoltore sappia che se vuole fare la domanda su un investimento ha i termini aperti ogni anno dal 1° di settembre al 30 di novembre, che l'istruttoria al 15 di febbraio è chiusa e che lui, diciamo, dal 15 febbraio ha la certezza che può fare le sue cose. Nei 6 mesi successivi rendiconta l'acquisto di attrezzature, nei 15 o 18 mesi successivi ci porta, diciamo, le fatture relative agli investimenti strutturali. In questo momento però non è un'operazione che riusciamo a fare. La riusciremo a fare seguendo ipoteticamente il piano finanziario approvato dall'Unione Europea, non riusciamo a farla per l'incertezza che ci deriva, diciamo, dalla consistenza in questo momento, più che dalla certezza, dalla consistenza del cofinanziamento regionale. Ecco. Dovremo fare delle scelte in questo momento e probabilmente sono anche più facilitate perché siamo in fase di start-up e quindi non siamo pronti per tutto, siamo pronti per alcune cose, però poi questo problema, diciamo, se attenuato quest'anno, l'anno prossimo sarà, diciamo,
incrementato esponenzialmente. Quindi questo è, diciamo, in questo momento la prospettiva con cui ci stiamo confrontando. Abbiamo anche altre questioni aperte. Allora, sono rimaste aperte alcune questioni diciamo, collegate all'accordo di partenariato nazionale, a alcune questioni che lo Stato deve risolvere con l'Unione Europea, e sono, citava prima Franco Contarin, il piano d'azione per l'applicazione della direttiva acque, banalmente anche la questione dei premi al tabacco, perché c'è un impegno a rivedere una volta che sono stati approvati i programmi di tutte le regioni tabacchicole, comprese quelle spagnole, in particolare quelle dell'Extremadura. Poi la questione degli aiuti alle imprese che svolgono attività di terzismo, ADM consulenza, eccetera. Abbiamo già, diciamo, delle richieste di modifica post approvazione del PSR. Una prima, diciamo, stante il tiraggio finanziario dell'agroambiente, è la modifica finanziaria che in qualche modo dovremo verificare la portabilità per l'anno prossimo. Ci è stato chiesto di modificare nel primo comitato di sorveglianza la misura 13, perché non possiamo porre, come diceva prima il dottor Contarin, non possiamo porre alcun vincolo di appartenenza territoriale, cioè chiunque ha un ettaro in zona montana può chiedere l'indennità compensativa per quell'ettaro, indipendentemente che il 50% della superficie agricola totale sia o meno in zona montana, come prevede ora la versione del programma. Abbiamo un altro problema sulla 10.1.4 azione 2, dove per quest'anno sono state ammesse solo le aziende che ricadono nella zona montana, così come definita dall'Istat e non come definita dal programma. È rimasta una zona a margine in tutta la pedemontana, che cercheremo, diciamo, di recuperare con la prossima apertura, magari con un'apertura mirata nella primavera prossima. Poi 26 del 9 dobbiamo definire tutti i criteri di selezione. A oggi abbiamo definito quelle per la selezione dei GAL, comitato di sorveglianza del 23 di giugno, consulenza, formazione, insediamento giovani, investimenti e diversificazione, misura 5 relativa, diciamo, al ripristino del potenziale danneggiato da avversità atmosferiche, sono stati definiti nel comitato del 23 di luglio. Tutte le altre dovranno essere definite entro appunto il 26 di settembre. Della gestione della programmazione degli aspetti finanziari e delle relative preoccupazioni vi ho appena parlato, e quindi anche quella è una questione aperta. Venendo alle prossime attività, quindi per tutte le misure per cui non abbiamo ancora definito i criteri di selezione, ad esempio la misura 3, alcune azioni della misura 4, tutte le misure forestali, eccetera, dovremo provvedere in settembre. Non abbiamo ancora deciso se con una ulteriore convocazione del comitato di sorveglianza o se usando la procedura scritta con tutti i componenti del comitato. Il 4 è andata la delibera sui gruppi di azione locale, e quindi avremo, diciamo, una approvazione, supponiamo, per la fine del mese corrente o al massimo all'inizio di settembre. I bandi su cui ci stiamo esercitando in attesa di chiarire in via definitiva l'aspetto finanziario sono ovviamente quelli delle misure che sono andate nel comitato di sorveglianza di luglio, quindi insediamento dei giovani, gli investimenti aziendali, trasformazione e commercializzazione, diversificazione e 5.2. La 1 e la 2 hanno diciamo una fase preselettiva antecedente, nel senso che bisogna selezionare gli organismi di formazione, gli organismi di consulenza, per cui anche quelle saranno messe in cantiere. Tra le altre attività che qui non ho citato e che mi hanno pregato di ricordare perché interesseranno direttamente il partenariato,
c'è quello della strategia della comunicazione. Come Regione dobbiamo definire entro 6 mesi dall'approvazione del programma la strategia di comunicazione, come andiamo a comunicare ai soggetti. Ecco. Come partenariato sarete interessati attraverso questionari o interviste telefoniche dalla società che è stata individuata per l'elaborazione di questa strategia. Quindi è e sarà importante il vostro apporto per, diciamo, tarare questo strumento fondamentale, che è fondamentale anche per la buona riuscita del programma. Ecco. Per ora avrei finito e fuoco alle domande.